Salve a tutti e benvenuti a Soundtrack City, benvenuti a Massimo Privitera. E benvenuti a Marco Testoni. Ciao! Okay. Allora, oggi ritorniamo su un personaggio che andiamo ad intervistare, che non è esattamente il compositore, ma è un tecnico del suono, uno dei più noti e accreditati tecnici del suono nazionali, attivo soprattutto ovviamente per quanto riguarda le registrazioni di colonne sonore, ma non solo. Sto parlando di Goffredo Gibellini. Goffredo Gibellini e la sua Digital Records, uno studio insomma fondamentale dove sono passati il grosso dei compositori italiani, sono passati lì per realizzare i loro lavori. Ne parleremo meglio con Goffredo dopo. Massimo, ci dici, allora, siccome lo sappiamo, lo dirà anche durante l'intervista, lui ha fatto più di 700 film, quindi stare a ricordarli tutti quanti mi sembra esagerato. Ci dici alcuni degli ultimi film le cui colonne sonore sono state realizzate da lui e lì alla Digital Records? Ok, visto che poi diciamo fra un po' ci saranno i Davide Donatello, noi proprio andiamo a citare le due colonne sonore di Franco Piersanti, che sono state, anche noi abbiamo già commentato tra l'altro in magazine, in recensioni su colonne sonore, che sono Siccità di Paolo Vizzì, composto da Franco Piersanti, ma nonché il grande film di cui parleremo presto, di Nanni Moretti, l'ultimo, Il Sol dell'Avvenire, sempre con le musiche di Franco Piersanti. Però ultimamente, e buona parte di questi film sono già in streaming, Io e mio fratello di Luca Lucini con le musiche di Fabrizio Campanelli, e poi la serie di successo che abbiamo anche noi commentato, che è Lidia Poet con le musiche di Massimiliano Mechelli. Quindi comunque diciamo che tra gli ultimi lavori sono dei lavori di grande spessore e di grande successo sia al botteghino che poi on streaming. Ok, allora andiamoci a sentire l'intervista a Goffredo Gibellini. Alla prossima. Buona visione. Salve a tutti, lo abbiamo già introdotto abbondantemente, allora io direi di farlo entrare. Eccolo qui, ciao Goffredo Gibellini. Ciao ragazzi, benvenuti a tutti gli amici di Soundtrack City. Ciao Marco, ciao Massimo. Piacere di averti con noi, finalmente, direi. Grazie. Allora, come vedete, Goffredo è a casa sua, ovvero casa sua è la Digital Records. Ogni tanto ho il sospetto che ci abiti proprio dentro, Goffredo, perché io in sostanza lo vedo, tutte le volte che lo vedo ovviamente lì, lavorando e via dicendo. Stiamo parlando forse di uno degli studi principali di registrazione dove si registrano appunto colonne sonore a Roma. Perché Goffredo, insomma, per chi non lo sapesse, è uno dei più valenti tecnici del suono nazionali, chiamiamolo così, con una lunghissima storia alle spalle. Quindi anche se lo vedete con quell'aria sbarazzina un po' giovanile, quell'uomo lì, insomma, di film ne ha fatti un tot. Prima, Goffredo, ci dicevi una cifra di film. Ci dici, perché su IMDb ce ne sono solo alcuni, ma in realtà dici un po' il numero dei film, delle colonne sonore che tu hai fatto? Diciamo che i titoli indicizzati, perché noi teniamo un magazzino di tutte le lavorazioni fatte, i titoli indicizzati oggi sono 818. Vabbè, insomma, sei un pivellino, un ragazzo alle prime armi, e quindi dai. Giusto quei due titoli, va. Intanto questa è la casa mia, ma è la casa anche di tantissimi compositori, ci tengo tantissimo, come sapete, perché è proprio il profilo della società, quella di non trattare il cliente, ma l'amico, il compositore, e quindi è la casa di tanti compositori. Ma posso assicurare, essendoci stato spesso, che il rapporto che ha Goffredo con i compositori è veramente meraviglioso, quindi perché mi voglio proprio bene, poi, capito? È proprio effusivo, quindi Goffredo. Lo posso confermare, pur non avendo mai lavorato con Goffredo, ma data la nostra amicizia noi abbiamo delle videochiamate che è come se fossimo
Non mi farà arrestire, no, perché la sorella è intoccabile, quindi famo il fratello, va. Infatti. Allora, senti Goffredo, io vorrei iniziare con te un po' dagli albori della tua carriera, cioè prima scherzavamo, dicevamo da quando ancora i tecnici del suono andavano in giro in camice bianco, in realtà non è così perché Goffredo è più giovane dei... Ma ce la spieghi questa storia del camice bianco, Goffredo? Perché i tecnici del suono degli anni 50-60, credo, andavano in giro con il camice bianco? Ma non solo per motivi che uno si aspetta di ordine, ma anche perché al tempo essere soprattutto un assistente di regia, un tecnico di regia, significava essere quasi un metalmeccanico, perché giravano nastri di tutte le misure, dai 2 pollici ai perforati magnetici, e quindi era decisamente facile sporcarsi quando i nastri giravano, e anche toccavi, c'era molta manualità intorno alle apparecchiature, quindi ecco, era meglio avere un camice per proteggersi. Senti, allora parlaci un po' della tua storia, da dove proviene questo tuo indirizzo, diciamo così, professionale? Ma guarda, proviene accidentalmente da una richiesta di mio zio Franco Patrignani, importante tecnico del suono, il quale, sapendo che io frequentavo l'Istituto Tecnico Industriale all'indirizzo elettronico, mi chiese se sapevo aggiustare le cuffie. E quindi mi coinvolse in studio, oggi il Forum Music Village, ieri il Forum Studio semplicemente, prima ancora Orthophonic. Voglio ricordare, per chi non lo sapesse, che l'Orthophonic è la famosa studio di registrazione, anche quello romano storico, questo forse è tra i più storici, fondato da Morricone, Bacalov, Piccioni e Piccioni. Trovaioli e Piccioni, esattamente. Quindi voglio Dove dire... c'era un amministratore che era Enrico De Medis, che non viene mai nominato, ma che era una figura importantissima di quello studio, era il capo, poi è diventato l'amministratore della General Music, che era poi l'edizione che aveva questi 4 enormi compositori. Sì, Dopodiché è stato rilevato invece da Patrignani, una volta... Patrignani, Verrecchia e Marco Tulli. Ok. Su per giù in quel periodo tu hai iniziato a frequentare... Io ho iniziato un po' più tardi, nell'80, loro l'hanno acquisita nell'80, e io ho iniziato, che era l'84, a frequentare lo studio. Sono rimasto lì fino all'87, sono rimasto con i Forum, e poi mi sono allontanato e sono andato rispondendo a un banale annuncio su Porta Portese, dove c'era studio cerca tecnico del suono. Andai, e si trattava di uno studio non storico, di più, era la Sonic, dove registrava Fred Bongusto e dove era stato anche mio zio a lavorare per tanti anni. Quindi il proprietario, Aurelio Ciarallo, mi accolse a braccia aperte, proprio perché lui voleva molto bene mio zio, e lì iniziai un percorso che è durato qualche anno, insomma, lì. Poi ho frequentato qualche altro studio come freelance, anche la CAM, dove era Marco Streccioni, per poi ritornare per un periodo alla Forum, 3-4 anni. Poi sono andato di nuovo alla Sonic, dove ho iniziato una collaborazione, invece sono entrato in società e abbiamo iniziato a gestire i lavori fino questo al 2003. Nel 2003 si costituisce Digital Records, il 9 luglio compiamo 20 anni. Però, guarda che combinazione! I 20 anni di colonne sonore corrispondono ai 20 anni del Digital Records. Ma dobbiamo fare insieme. Fate un connubio, connubio. Sicuramente faremo un gran festone qui il 9 luglio, quindi infatti quella volta ti tocca venire. Mi tocca venire 20 anni e 20 anni, cioè in 2 facciamo 40, hai voglia. Lasciatemi dire che Digital Records nasce con la volontà di un caro amico che è Danilo Rossi, che è responsabile tecnico della CAM per un lungo periodo, e il nome deriva dal fatto che lui aveva depositato il sito Digital Records e quindi da lì siamo partiti con il nome, e Danilo è stato con noi fino al 2012. Nel 2000
2006 invece è entrato anche Angelo Giovagnoli, con il quale collaboravo già da lungo tempo per via delle orchestre, perché sempre di più c'era l'esigenza di trovare musicisti per i miei clienti. Angelo è stato fondamentale nell'introdurci nell'orchestra, nel conoscere musicisti giusti per il tipo di progetto. E anche Angelo è stato con noi fino al 2016. Peraltro Angelo Giovagnoli, persona di grande cultura, di grande sensibilità musicale, quindi insomma anche questo fa capire la squadra di cui si è circondato sempre Goffredo a che livelli è. E attualmente Goffredo, oltre a te, chi troviamo? Beh, intanto c'è un collaboratore che ho con me da 20 anni che è Gianluca Porelli, che ha registrato anche lui sicuramente supera il centinaio di colonne sonore. Poi c'è Giuseppe, che è la nuova leva, è con noi da qualche anno, 4-5 anni, e poi c'è la povera Federica, che è quella che si occupa di tutto il collocamento dei musicisti, che poi alla fine dell'anno sono tanti, sono numeri grandi, e invece gli assolvimenti da fare burocratici sono sempre più ampi, comunicazione a destra, a sinistra. Lavoro rognosissimo quello, complicatissimo e forse non so quanto divertente, Goffredo. Ho preso sempre su piattaforme che non funzionano, quindi per non parlare poi delle variazioni, no? Perché poi ovviamente Angelo, che collabora ancora con noi, ci fa da coordinamento d'orchestra, quindi è colui che effettua le chiamate musicisti, e puntualmente il giorno della registrazione spunta qualche variazione, qualche cancellazione, qualche sostituzione, e la povera Federica deve ricominciare da capo. È ancora peggio cancellare e rimettere che non... Io ci tenevo che magari poi nella nostra chiacchierata con Goffredo non viene fuori, ma ci tengo a citare una persona che fa parte della famiglia di Goffredo, ed è la figlia di Goffredo, che ha una voce spettacolare, che è una bravissima cantante. Ci tenevo a menzionarla, giusto Goffredo? Di tu come si chiama tua figlia? Mia figlia Ilaria, che ha la passione del canto da sempre, e sì, è riuscita a fare qualche collaborazione, sia su Mino Settembre, anche su Che Dio ci aiuti, canta sui titoli di coda con Andrea Guerra, ma lei ancora non dimostra la volontà proprio di dire io voglio venire in studio qua. È venuta 2 o 3 volte proprio quando c'era da fare, se no lei a casa e canta. Talvolta la trovo a cantare a cappella, a squarciagola, non c'è nessuno. Ilaria, non c'è nessuno, perché così tanto? Non ci sono 50.000 persone davanti a te. La madre canta, quindi insomma probabilmente da là arriva la dote di intonazione, è molto intonata. No, io ci tenevo a chiedere una cosa invece prettamente aneddotica a Goffredo, perché quando lui ovviamente ha iniziato aggiustando le cuffie, quindi qua riparare le cuffie, ma ti ricordi magari la prima esperienza che hai avuto a contatto proprio col mondo delle colonne sonore, con tuo zio, con Franco, una colonna sonora che ti è rimasta particolarmente nel cuore perché è stata una delle tue iniziali esperienze in quest'ambito qui? Ma guarda, per me quello era un mondo che entravo in studio, solamente sentire l'odore degli strumenti, dei nastri, le cose, è proprio una cosa che ti raggiunge il cuore, che ti sentivi proprio in un posto speciale. Quindi erano anche periodi dove orchestre di 60 elementi si facevano proprio all'ordine del giorno, cioè era sempre orchestra, tanto che c'era degli studi adibiti alla registrazione, poi gli studi adibiti al mix, c'erano anche momenti di mix, ma difficilmente nello studio A, dove si registrava l'orchestra, si poi passava al missaggio. Si missava in un'altra regia, perché il giorno dopo c'era altra orchestra che era condotta appunto dai Bakalov, dagli Ortolani, dai Piccioni, dai Morricone, quindi tutta gente che scriveva, e che cosa scriveva, e quindi c'era da rimanere a bocca aperta. Uno dei primi progetti che ho visto era il Quo Vadis di Piccioni. Mi rimase impresso perché passai al tempo la musica per sincronizzarla poi al visivo, non si utilizzava quello che era il perforato, quindi un nastro magnetico traforato esattamente come la pellicola 35 mm dove si registrava la musica. E noi dovevamo appunto scaricare questi master da 1/4 di pollice stereo, trasferirli sul 35 mm per essere sincronizzati in moviola,
E quello era un lavoro e non finì mai. C'è una serie di 24 puntate di passare tutti gli anelli musica, passavi mesi proprio. Dici, che fai? Per un mese trasferisco il perforato. Ecco. Senti, infatti perché un rullo di perforato che teneva tipo 15 minuti di musica scarsi costava una cosa come 40.000 lire. Quindi erano veramente dei numeri grandissimi per... Senti, ma proprio in questo senso ti vorrei fare una domanda un po' più sul tecnico. Tu, essendo insomma non giovanissimo, hai passato il cambio epocale appunto dal nastro al digitale, con tutto quello che vuol dire, la rivoluzione proprio autentica che c'è stata per tutti, non solo per i tecnici del suono, per i musicisti, per tante figure professionali che sono nate col digitale ma prima non esistevano. Ecco, la domanda che ti voglio fare è, a prescindere dalla evidente cambiamento tecnico di modalità che c'è stato, secondo te cos'è che possiamo dire abbiamo perso e che cos'è che abbiamo guadagnato? Quali sono le due principali differenze? Quel che abbiamo guadagnato è senz'altro noi tecnici del suono che registriamo, intendo, abbiamo guadagnato uno strumento artistico pazzesco. Cioè, ieri avevamo una registrazione e avevamo delle equalizzazioni da poter fare, dei reverberi da mettere, ma sì e no, una cosa abbastanza definita. 10 tipi di reverbero, un equalizzatore, il compressore dinamico è sempre stato, dove del compressore dinamico, adesso non so se vado troppo nel tecnico, si faceva e si fa un uso artistico, non un uso tecnico. Chiaramente, se io devo livellare una voce, no? Su 5 minuti di brano, ieri avevo bisogno assolutamente di controllarla e quindi dovevo mettere un compressore allo scopo di non superare la soglia oltre il quale il nastro saturava. Oggi con il digitale questa soglia è molto più ampliata, quindi se non ho bisogno di usare un compressore per gestire una voce durante la registrazione, però ne ho bisogno per farne un uso artistico. Mentre invece il mondo dei plugin, il mondo dell'edit, il mondo della digitalizzazione in un secondo momento, perché in un primo momento è stato abbastanza traumatico, perché sì, si è digitalizzato, ma in prima battuta si digitalizzava su un nastro. E quindi non è che è cambiato un granché, cambiava il rapporto la pulizia della registrazione in termini che non c'era più rumore di fondo del nastro, c'era un campionamento, poi a seconda delle apparecchiature di cui uno disponeva, aveva un campionamento più o meno buono. E questa è una prima parte fino a che abbraccia dal 87, 90, diciamo sì, 90 al 2000, ok? Poi dal 2000 in poi abbiamo iniziato a digitalizzare su computer, quindi su sequencer, e qua invece il vantaggio è stato veramente, veramente esagerato. Per me come rinascere ed essere anch'io un pochettino compositore, perché poi alla fine la parte più difficile del mio mestiere non è certamente quella tecnica, capire se togliere una frequenza o quale o come toglierla o come utilizzare il mixer o come... Questa è la parte che alla fine si apprende, è una parte quasi meccanica, mentre invece la parte più difficile, assolutamente difficile, è riuscire a immaginare la dimensione dove il compositore vuole andare, e qui c'è un mondo che non esiste, lo stiamo pensando dentro la nostra testa, lo stiamo creando con le nostre armi. Ecco, con l'avvento digitale queste armi sono diventate tantissime ed è meraviglioso poterle utilizzare. Per quanto riguarda invece la parte che abbiamo perso, una su tutte, e ahimè che abbiamo adesso la possibilità di copiare, incollare, ripetere, intonare, e quindi tutti i nostri performer diciamo che non sono più obbligati ad impegnarsi così tanto per realizzare una take buona, e quindi probabilmente prima avevamo sicuramente un supporto artistico
più elevato. Con questo non dico che quello che oggi non si suona bene, intendiamoci, però sicuramente possiamo dire vabbè, chi se ne frega, per un po' stonata le intoniamo, guarda il primo inciso era buono, copiamo sul secondo, no? In questo purtroppo abbiamo sicuramente peggiorato. Ma su questo è lo stesso quando si gira un film, no? Sul set, quando ci sono cose che non vanno, tanto poi c'è la post-produzione, la frase che ricorre, perché si sa che comunque poi tutta una serie di problemi possono essere risolti in secondo momento. Quindi sì, la post-produzione audio penso che praticamente ha aperto un ventaglio di possibilità sterminate. Senza andare a toccare la questione degli intonatori che se ne fa un uso massiccio. Ecco, però il discorso dell'intonatore, dell'autotune, mi fa venire in mente il discorso della discografia, ovvero anche in quel senso tu hai attraversato un momento dove la discografia era florida, quindi probabilmente si vendevano molti dischi, perché in quegli anni si vendevano molti dischi, fino ad arrivare alla completa crisi della discografia e tutto quello che ne è conseguito. Attualmente te ne capitano di lavori discografici oppure proprio sei definitivamente orientato verso la musica applicata, verso le colonne sonore? Ma in quest'ambito il problema è questo, ci capita, adesso ultimamente abbiamo lavorato con Cocciante, ma quello che succede è questo, sono doppi i problemi. Il discorso sta nel fatto che la discografia intanto attinge a un mercato che si è spento per via di tutte le piattaforme digitali che conosciamo, e quindi la distribuzione gratuita dei brani e tutte queste cose. Quindi i poveri editori non riescono più ad avere fondi per produrre un gran disco, e simultaneamente tutte queste risorse digitali che oggi abbiamo permettono a un compositore, a un autore, di mettersi in casa, registrarsi la sua batteria, registrarsi la sua chitarra, una cosa alla volta, e quindi lo studio di registrazione inteso come struttura dove puoi accogliere, dove hai a disposizione così tanti hardware come abbiamo noi, no? Tutte cose di qualità e costose, oppure la sala grande o tanti microfoni o tutta questa cosa che rende uno studio indispensabile, un po' è venuta a mancare. No? Quindi lo studio lavora quando ne sono richieste delle risorse che a casa non sono disponibili. Oppure, nel caso nostro, per quanto riguarda la musica applicata, è richiesto quello che nella musica pop è praticamente impossibile. Cioè, noi, e tu Marco lo sai perché sei stato presente tante volte, andiamo registrando e missando una colonna sonora con 60-70 minuti di musica in 3-4, massimo 5 giorni. Dove invece la musica pop ha richiesto per 3 minuti, per 3 minuti è richiesto un giorno. Quindi insomma è ben diverso. Ora, quando il musicista ha fondi per permettersi uno studio come il nostro, che ha investito tanto e quindi purtroppo ha un costo, e allora riusciamo a lavorare ancora nella musica pop, se no purtroppo non riusciamo molto. Ti capita di semplicemente missare ma non necessariamente riprendere, non necessariamente registrare? Prodotti discografici intendo. Sì, mi capita, e lì diciamo che ieri c'era un po' la barriera del fatto, ecco, rivolgendosi alla vecchia tecnologia, il suono si fa in registrazione, quindi poi difficile era intervenire, quindi quando missavo una cosa che non era registrata da me non ero un granché contento. E invece oggigiorno abbiamo molte più armi, quindi per risolvere anche problematiche tecniche oltre che artistiche, quindi non ho problemi per missare una cosa che non è stata da me registrata. Guarda, io ritornerei un po', perché anche agganciandomi un po' al discorso che avete fatto fino adesso,
che c'era una mia amica che lavora in una etichetta grossa, mi diceva una volta per mettere anche insieme un disco pop di musica leggera, come veniva chiamata forse erroneamente tanto tempo fa, ci si stava anche un mese, 2 mesi, perché veniva fuori anche per 10 canzoni, c'era un lavoro io dietro. Oggi lo fanno in una settimana. Tutto questo, effettivamente, il fatto che poi le tecnologie sono venute in aiuto, certo, a molti cose, molti problemi li risolvi, state facendo. Però non si perde poi quella, anche l'errore umano, l'umanità, la spontaneità dell'interpretazione, della performance. Cioè, non ti viene a mancare quella cosa lì? Ma guarda, io ho passato per mia fortuna momenti, ricordo di aver lavorato con Brian Eno sul disco di Teresa Risio. Ok. Il disco dice, ok, la programmazione era che c'è il mese prossimo, no? C'è Brian Eno con Teresa Risio. Adesso è che c'è domani mattina, perché il pomeriggio c'è qualcun altro. Quindi il dettaglio permetteva a Brian Eno di passare una giornata a prendere, perché lo ricordo proprio come fosse presente oggi, di prendere la gamba di una sedia, romperla, sbatterla sulla sedia stessa per metterla poi insieme al rullante ed essere triggerata. Ok? Quindi abbiamo passato una giornata a spaccare il sedie, ma no, soprattutto manco a fare il suono del rullante, ma a cambiare a aggiungere un colore al suono del rullante. Che anni erano, Goffredo? Questo è l'85, credo. Adesso invece è quello che è. Si corre, anzi si monta la batteria, si montano tanti set di microfoni alla batteria, no? Ieri stavi là, sceglievi 2-4 microfoni con accuratezza dove metterli, dovevi cambiare sentendo e se aver fatto la tua scelta. Oggi non puoi, quindi chiami il povero batterista che si deve suonare 20 pezzi in un turno di 3 ore, tu gli metti 70 microfoni, a questo punto pezzo per pezzo valuti il microfono. La parte tecnologica invece per quanto riguarda la musica associata all'immagine credo che sia da un lato sicuramente aiuta la produzione, ma dall'altro lato dannosa artisticamente al compositore stesso, perché il compositore stesso oggigiorno le è richiesto di fare ascoltare i temi o i provini, i demo delle musiche che pensa su un film, su una serie, perché il regista vuole valutare, perché si può fare. Quindi il musicista si mette a comporre a casa nei mesi antecedenti alla realizzazione. Ora, anche qualora la demo venisse molto male, alcuni registi, molti registi, si affezionano così tanto al prodotto che poi quando siamo in studio e abbiamo una chitarra finta o addirittura un oboe finto o insomma uno strumento che il campionato è proprio brutto, che sta facendo un tema, dice ok, lo risuoniamo, no, che poi il regista sente un altro suono, non gli sta più bene, no? E questo veramente mi piange il cuore. Cioè il creare un prodotto di bassa qualità tecnica, ovviamente, non artistica, ma che poi si ha paura di migliorare in quanto ci si è affezionati a questo suono e il regista che magari non ha questo gran gusto tecnico non riesce a riconoscere e quindi decide no, questo non va bene, rimetti il provino. Posso dire infatti che posso testimoniare che sai quanti demo vengono utilizzati in film, serie televisive perché il regista si è affezionato al demo fatto con lo strumento virtuale piuttosto che non era così, il regista che ascolta, non era così. Non era così. Per quanto riguarda la grande orchestra, dove per fortuna lavoriamo molto, questo capita meno. Ma quando ci sono delle ritmiche con degli strumenti solista, veramente questo è pericoloso, pericolosissimo. Chitarre finte, flauti finti, solisti finti, violini finti, per favore no. Ne metta, infatti.